Un uomo, una star, l'essenza della casa famiglia. Emanuele. Ha un nome lungo. Emanuele, vieni qua, dai, forza. Adesso arriva qua. Allora, quanti anni abbiamo, Emanuele? Devo dire, non lo so, fai te. 84. 84 anni! Emanuele Ramone è sempre presente ad aiutare a montare, a smontare. Lui poi è il mastro delle chiavi, è il mastro di Montegrazia, è il mastro della casa famiglia, della PF. Emanuele l'abbiamo conosciuto l'anno scorso, giusto? Giusto. E mi ha stupito veramente la giovinezza che ha dentro, oltre alla fisicità che ha. Cioè lui fa il percorso saltellando su una gamba quasi. Togli il quasi. Quindi premiamo Emanuele come il partecipante più anziano. Emanuele. Sì, vabbè, accetto. C'è una busta con 1000 euro? Ah no, scusate. Un buono da 30 euro alle Leclerc, un buono per andare in pizzeria con qualcuno e un buono per andare alla Pric a prendere se ti serve qualcosa, cartucce eccetera eccetera. Emanuele, noi amiamo la pizza, te lo volevamo dire, noi ci piace tanto la pizza. Poi passiamo, dobbiamo premiare anche il più giovane, anzi. Il più giovane, che però è dovuto andare via perché ha 28 giorni e quindi è un attimo impegnato. Però c'è la nonna qui che non ha 28 giorni. Eccola lì, ecco, bravissima. Eccola lì la nonna. La nonna che si chiama? Renata. La nonna. Il premio per Gabriele, 28 giorni. È tutto questo po' di roba, pannolini, biberon, salviette, eccetera eccetera. Grazie. Grazie alla nonna Renata. Beh, c'è il premio più, quello sociale, quello più divertente. C'è per il gruppo più numeroso. Dov'è Elisa? E dov'è Elisa? Siri? Elisa Siri? Elisa, 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 Elisa. Elisa, Elisa? Una volta era la nostra vicepresidente e io gli ho detto per un paio d'anni, 3 anni, ho detto perché non fai la presidente te? No, non me la sento, non posso, di su e di giù, cazzi e mazzi. Adesso è presidente dell'Arci. Elisa, non si fanno queste cose, cioè, non veramente. Allora, Elisa ha fatto il gruppo di 30. In realtà però eravamo in 26. No, allora siete sempre in quota. Okay. Siete sempre in qualcuno quota. è già andato via, ma gli altri sono arrivati. Comunque sono 30 buoni anche qui di... Mamma di Gabriele, ti deve essere caduta nella borsa un mazzetto di biglietti con l'elastico. 100 euro. Sì, esatto. lì, no. Sono verdi e c'è scritto 100 sopra, 100. No, quello era 500. Grazie a voi. Allora, bene. Quest'anno? Ragazzi, giusto, scusate, a proposito, è importantissima questa. Quest'anno l'associazione compie un'età importantissima. Quest'anno l'associazione compie 20 anni e se non erro li compiva a fine maggio, giusto? Era il 29 maggio, giorno che aveva fissato la passeggiata. Ma poi è stata posticipata, poi è stata posticipata di nuovo, fra poco facciamo i 21 anni comunque. Insomma, oggi Casa Famiglia, tanti auguri. Grazie. Allora, due cose. Approfitto qua oggi perché ci sono un paio di persone importanti che sono state importantissime per la nostra partenza. Quando io e Ile abbiamo cominciato nel 95 così a fare questo percorso, abbiamo accolto il nostro primo ragazzo, abbiamo scoperto in quel momento cos'era l'affido familiare
Poi abbiamo scoperto che esisteva un'associazione, Papa Giovanni XXIII di Don Oreste Benzi, che credo abbia inventato le case famiglie, giusto? E abbiamo conosciuto una coppia fantastica, che è Monica e Giona, quelli laggiù in fondo sotto lo striscione. Almeno uno dei due vorrei che venisse qua. Forza! Lo sapevo, uno dei due, mi piace questo. E grazie a loro abbiamo scoperto cos'era una casa famiglia, quindi è colpa loro se abbiamo... La casa famiglia si mantiene Poi ti do la parola un attimo. Quindi grazie a loro abbiamo scoperto questa esperienza stupenda, anche se faticosa. Passo un attimo la parola. Faccio la sbadigliare dentro. E in questi 20 anni in effetti ne abbiamo viste di cotte e di crude. Quindi volevo ringraziare Giona e Monica perché ci hanno dato l'input iniziale e per l'amicizia. Ciao mamma. E per l'amicizia che hanno mantenuto con noi in tutti questi anni, quindi sono contentissimo che siete qua, veramente. E poi approfitto per ringraziare tutti quelli, ci starei delle ore, che in questi 20 anni ci hanno sostenuto, alcuni non ci sono neanche più, che sono volati in cielo, però altri sono rimasti. Vorrei ringraziare tantissimo, grazie a voi. Vorrei ringraziare tantissimo tutti i volontari, soprattutto tutti quelli di Sant'Aga, quelli di Sant'Aga, nella persona del presidente della Proloco di Sant'Agata, che si sono sbattuti. Avete visto il sentiero? Soprattutto nella parte finale, ci manca il casello autostradale, perché veramente sono stati 4 giorni in 4 con dei cespugliatori. Le lasagne arrivano adesso, un attimino. Con pazienza arrivano anche quelle, con pazienza. Quindi, grazie alla band, ringrazio mio figlio che mi ha fatto questo regalo, che è tornato direttamente dall'Australia, Marcello. Marcello. Detto, lo sapevo. Ringrazio poi anche l'altro mio figlio che suonerà lì dentro. E volevo ringraziare l'orchestra, se c'è qualcuno dell'Igea. Nico, mister Claudio, vieni qua. Sì, grazie. Vieni qua, lui è il vicepresidente, vieni qua. Perché hanno detto di sì in modo totalmente gratuito, giusto, no? No, perché l'ultima volta che l'ho detto a uno ho detto no, guarda che... No, scherzo. Ha detto di sì in modo totalmente gratuito per venire qui a condividere questa giornata di festa. E quindi adesso noi aspettiamo per entrare da voi, e intanto ringrazio anche l'associazione Sprofondo con i Clown per Bene, grazie, che intratterranno i vostri bambini qualora non avessero proprio voglia di entrare dentro a vedere, però se hanno voglia la porta è aperta. Ma nel frattempo che c'è il concerto saranno tenuti legati e imbavagliati dai Clown per Bene. Poi ringraziamo, che dire? Lascia stare. Beh, ringrazio Iari, ma ringrazio tutti, Roberto, Infatti. Nunzio, l'altro Roberto, Nadia, Mariuccia, Elda, Laura e... No, io ringrazierei Veronica. invece, sai chi ringrazierei? Chi è rimasto mentre scendeva come parecchio bene, cioè tutti quelli che sono rimasti nonostante... Certo, assolutamente sì, perché se esiste la passeggiata è per loro. Il ringraziamento più forte va a voi che siete venuti e avete sopportato la pioggia e avete sopportato tutti. Quindi io smetto lì. Noi siamo pronti. Quando volete accomodarvi in chiesa, la merenda l'abbiamo anticipata, ma la troverete anche quando uscirete, quindi non vi preoccupate, non ruba nessuno. E se volete portare i bambini là, c'è l'autostrada.
farà un'attività con il club per bene. Grazie! Grazie a tutti e buon divertimento!